Bene raga, ciao a tutti dal Comandone Veneziano, siamo in Ungheria e in qualifica, siamo andati settimi e noni, però Ricciardo alla penalità per cambiato un componente, quindi Ricciardo parte sedicesimo, mentre Norris parte quinto, proprio perché ci sono altri piloti con penalità. Vai, è prevista pioggia, è prevista pioggia ragazzi, e si parte per il Gran Premio d'Ungheria, Gran Premio difficile per i sorpassi, go go go. Si spengono le luci e via, partiti! Vai subito e andiamo. Stiamo sulando. Vediamo un po' le strategie. Tanti vanno con le soft, ma questo è un tracciato dove l'usura è importante. Sinceramente, andare con le soft non mi sembra la scelta giusta. Io devo cercare di arrivare al primo pit, probabilmente l'intermedia senza averne fatti altri. Cioè, voglio switchare dalle medie alle intermedie. Bravo Norris, quarto. Perché la pioggia è in arrivo nel corso del 27esimo, 28esimo giro, pioggia leggera, poi pioggia battente, poi di nuovo leggera per un bel po'. E poi dal 50esimo al 60esimo diluvio. Questo è stato già terzo, Lando. Mamma Lando. Mamma che Lando. Ricciardo c'ha l'13esima posizione, ricordiamo che sono pezzi nuovi nel monoposto, la macchina è migliorata tantissimo rispetto... Cioè nelle qualifiche fa ancora difficoltà. Però nel complesso è una buona macchina. Rispetto a come avevamo peccato, siamo secondi addirittura. Attenzione, grandissimo. Norris è di nuovo terzo, ma in lotta con Perez. Scusate per una poca voce, ma il matrimonio di mio amico sono devastato. Cantando Pioli's on fire. Intanto Norris è secondo, ragazzi. Fuga norrissiana. Fuga norrissiana. Mamma Norris, mamma che Norris. Attenzione Norris, mamma mia, l'ho visto andare fuori, mamma mia, attenzione Norris è primo, attenzione Lando, Francis Ford Coppola Norris è in prima posizione. Che partenza di Landone. Scusate, mamma mia. Un super fantalando. Sono partito a bomba ragazzi, devo tentare la fuga, mamma mia che macchina, ho fatto comunque come si dice, un setup perfetto, praticamente quasi tutte le barrette su perfetto. Ricciardo ancora tredicesimo, Ricciardo invece in grossa difficoltà, in piena bagarre, Ricciardo, in piena bagarre. Ricciardo in bagarre completa. Non riesce a superare. E Norris incredibilmente è al comando del Gran Premio d'Ungheria. Ricordo che ha già vinto una gara a Montreal, gara incredibile con 2 safety car. Purtroppo ho avuto la sfortuna di cancellare quel video e ricaricare 2 volte lo stesso. Siamo persi la gara più bella. Vabbè. Ok, l'ERS sta andando un po' a puttane. Accumuliamo l'ERS. Accumuliamo ERS. E poi dovremo capire ragazzi cosa fare, perché se vogliamo arrivare al 25esimo laps con le gomme ancora a posto dobbiamo abbassare i ritmi chiaramente. L'intervallo abbiamo da 2 secondi, proprio la macchina in questo momento c'è, e anche di brutto. Il problema è Ricciardo, crisi nera per Ricciardo, che comunque è 11esimo. Neutro, vai. Sorpasso, vediamo il sorpasso di Ricciardo su Tsunoda. Qui c'è Daniel Ricciardo. Sorpasso pulito, preciso. Bravo Ricci, bravo Ricci. Bravo Ricci. Qua abbiamo Lando che sta facendo per il momento qualcosa che va al di là, ma mancano solo 67 laps. Con 67 giri sarà un'impresa. Bisogna capire quando comincerà ad arrivare la pioggia, come saremo messi. Qua i pneumatici stiamo usurando tanto, non possiamo permetterci un'usura così, se no dobbiamo fare la sosta prima. Certo che chi ha messo le soft secondo me dovrà andare ai box per forza.
prima della pioggia, perché comunque c'è molta usura qui in Ungheria, se non erro. Vediamo. Vabbè, insomma, solite robe. Vabbè, staremo a vedere, insomma, comunque sta recuperando ovviamente Sainz Junior, perché abbiamo abbassato il ritmo sul giro. Però finché siamo messi così sono abbastanza tranquillo. Ricciardo sempre 11esimo, Ricci. Purtroppo in piena bagarre, Ricci. Ci stanno rallentando molto Magnus e gli altri. Verstappen, Leclerc indietro anche loro per la penalità. Questo come usura, cioè, non è che c'è molta differenza, però non capisco tra... perché comunque ne sta andando più lento Ricciardo, perché è chiuso dalle macchine più lente, quindi ci sta. Attenzione, Ricciardo ci prova su Leclerc. Mamma Ricci. Mamma Ricci. Però non ce la fa. Deve abbassare un po' il piede. C'è Magnussen che sta rallentando chiunque. Forse ce la fa adesso Ricci. Forse adesso Ricci ce la fa. Go Ricci, go. Zona punti per Ricci. Zona punti per Ricci. Però Leclerc è veloce. Leclerc è una Ferrari, ragazzi, di prima classifica. Bravo Ricci che la tiene. Ricci la tiene. Attenzione che qua abbiamo Sainz che sta arrivando in zona DRS. E di nuovo in zona DRS Sainz. Vediamo qua l'usura, c'è Sainz alle medie, anche lui è il 92% contro l'86 mio. Che è anche la macchina che purtroppo fa la differenza. Sette decimi Ricciardo, si mantiene decimo. Però qua con Ricciardo dobbiamo mettere standard, se no non arriviamo alla pioggia. Ok. Sainz ovviamente sta recuperando. Magnussen sta rallentando chiunque praticamente. Però rischiamo, dobbiamo andare al massimo qua. Attenzione qua, è vicinissimo, è vicinissimo. Proviamo a spingere un po' di più e stare in difesa. Ok, Lando, 100% pace, 100% pace. Queste macchine se ne sono andate comunque. Dai, Ricciardo supera Magnussen, zio Ken. Ricciardo sta buttando via la gara perché non riesce a superare Magnussen. Pazzesco. Niente, insuperabile Kevin. Qua Norris sta tenendo un buon ritmo adesso. È tornato a 8 decimi, sempre però in zona DRS. La Ferrari è veloce, ragazzi, la Ferrari è veloce, c'è niente da fare. Comunque il fastest è di Gigi. Il fastest è di Gigi Hamilton. Grande Hamilton. Niente da fare qua purtroppo. Yellow flag, yellow flag. No, Ricciardo, zio, che basta, Ricciardo, basta. Basta con sti errori.
testacoda. Ricciardo se ne andrà sicuro a fine anno, raga, eh. Ricciardo è sprofondato 18esimo. Errore inaccettabile per Daniel Ricciardo. Proviamo a difenderci. Ma un Ricciardo veramente deludente, cioè non ne sbaglia troppo. Sbaglia troppo Ricciardo. Quando c'è un bloccaggio di Stroll. Qualcuno ha bloccato Tanto la Sainz supera Norris ovviamente. So just keep taking care. You're doing a good job. Troppo forte le Ferrari, il sogno è durato poco, il The Dream. Porca. Adesso devo tenere un po' le gomme ragazzi, perché sennò non ce la facciamo arrivare al 25esimo. Un po' più veloci. Anche Hamilton ci supera. La Mercedes ha sorpassato. Ok. Neutro. Prima accumuliamo un attimo. Understood. Perez è vicinissimo. Tutti qua siamo tutti molto vicini. È bello lottare con i primi. Good job. La McLaren sale e va avanti. Ricciardo sta provando a recuperare, ma sta usurando le gomme in maniera atroce. Purtroppo. Dobbiamo velocizzare un po'. C'è uno yellow flag. È durata pochissimo, però. C'è stato un bloccaggio in pista? Vettel. Allora, Norris ha il 65% contro il 76% di Sainz. E di Perez, però quelli con le soft stanno crollando adesso, eh. Siamo quarti, va bene, c'è l'obiettivo, lo sapete, il quarto posto nella scuderia da costruttori. Ma Ricciardo, troppi errori per Ricciardo. Se ne Norris con Sainz, tanto Perez comunque veramente ha fatto grandi cose, è primo addirittura. No! Mamma mia, una Ferrari va lunga! Una Ferrari va lunga, incredibile, una Ferrari va lunga, godo Sainz. Ha bloccato le ruote ed è andato Molto dritto. importante, vediamo proprio l'errore, vediamolo anche da qua. Questa è la Ferrari. Dopo la bloccata di brutto. Frenata, bloccando le gomme. Perfetto. Molto bene. Torniamo in terza piazza. Velocizzare un pochino. Adesso Norris è addirittura secondo. Sorpasso spettacolare della McLaren. A qualcuno va ai box, era chiaro. Questo è un erroraccio a mio parere di strategie, contando che la pioggia è prevista. Lotta tra Russell e Norris, intanto anche Norris ai box. Lando ai box. Ok, allora. La pioggia manca ancora, manca. Mancano 6-7 giri teoricamente. Se arriva un po' prima anche meglio ovviamente. Adesso devo tenere con Ricciardo, devo stare sul conservativo ed equilibrata. Poi devo recuperare un po' di benza però perché sennò so cazzi. Grossa lotta dietro. Oh, la Ferrari sale di una posizione. Lo so, ma se devo un attimo recuperare perché Rain is
expected. Potrebbe cominciare a piovere, ok. La Red Bull è avanti. Facciamo fatica però, Mamma mia, Ricciardo, veramente. Ha le gomme finite, Ricciardo. Bisogna capire cosa fanno gli altri. Che ora? Adesso Norris è in una fase un po'... Diciamo che deve conservare. Norris addirittura quinto e si vede quanto cominciava a risparmiare così. Segnata per l'Alfa Tauri. Ci sta. Giro 25, ancora non si vede pioggia però, La Ferrari è riuscita a guadagnare una posizione. Ancora non si vede la pioggia purtroppo. Dai Lando, dai, go Lando, go Lando, go. Ragazzi, devo un po' il carburante perché sennò se voglio tirare non posso farlo. Save fuel from now. Yeah, confirm. Dai raga. Tanto ancora non si capisce se ci sarà la pioggia o no e tra quanto. So this is the rain that we expected. It should be steady and light at this level. Tanto arriva la pioggia. Confirm. Possiamo tirare. Possiamo tirare adesso. Ricciardo, lo facciamo andare ai box subito. Rischiamo subito. Con Ricciardo. 100% pace now. Confirm. Dovrebbe durare la pioggia un po', Ok, siamo già a perdere i box anche lui ovviamente. Opzioni box, intermedio. E vai. E Ricciardo vai box subito. Copy. Dai Rich. Remember the pit lane speed limiter. Dai Rich. Speed limiter. Qualcuno va, qualcuno non va. Ricciardo è il 13°. Dai. Bravissimi, dai. Ricciardo è 14° e all'intermedia. Adesso lo facciamo tirare. Push now. Ok. Dai. La lasciamo neutro, va tanto. Norris sta anche lui prestando andare ai box. Vai. Perfetto. Qualcuno continua, ma. I primi hanno continuato, i primi tre. Stroll has pitted. Stroll has pitted. Dai ragazzi. Bravi. Molto bene. Adesso dobbiamo tirare come dei pazzi, Ottimo. Dai Lando, poi è chiaro che dovremmo tenere prima o poi le gomme perché sennò so cazzi, Se no non arriviamo cioè non arriviamo col carburante. Sonoda boxed. Dai che magari i primi stanno andando lentissimi, speriamo. Sì, i primi vanno molto lenti. Dai Lando, dai, colpisce il cuore Lando. Lando deve colpire adesso.
Ricciardo 12esimo, vabbè. Basta, vai, sono tempo con Russell ovviamente. Bravo Lando, dai di arroganza Lando, vai di arroganza Lando, bravissimo Lando. Molto bene Lando. Sono nei box tutti gli altri, non sai, non penso di riuscire a superarli. Vediamo se mi sono almeno avvicinato. Vediamo. Siamo in rettilineo, siamo là, hanno perso tanto loro nell'ultimo giro. Boom 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 boom. Secondi. Very good, very good. Solo Verstappen è riuscito a rimanere in vetta. Grandissimi ragazzi, grandissimi. Ricciardo sempre 12esimo per il momento. E sempre devo tenere il carburante ragazzi, se no sono dolore. E anche qua devo stare un po' così adesso. Ricciardo 11esimo. Finché non recupero. Tanto mancano i colpi di scena che finora abbiamo avuto solo in una gara, quella non registrata, zio Kane. Yellow flag. Incidente in pista, yellow flag, yellow flag. There's currently yellow flags. Incidente per Stroll. Ok, questa era l'Aston Martin. Perde il controllo e va a sbattere. Incidente, non sembra gravissimo. Infatti la bandiera gialla se ne va. Vai, voliamo. Se purtroppo devo tenere il carburante, non che sia né santi e né madonne. Sta arrivando Perez. Yellow flag ma velocissima. Sembra ci sia un bloccaggio. Verstappen sta dominando sta gara, eh. Max la sta dominando. La pioggia continua. Sta un po' abbassando adesso, però. Due e 33 di pioggia. Con le gomme, mamma mia, se siamo in difficoltà con le gomme, però. Non mi aspettavo, vediamo un attimo pioggia. Non lo so. Just be careful with this tire. Dobbiamo tenere con tutti e due adesso. Il problema è che c'ho anche il carburante. Qua possiamo mettere il carburante equilibrato. Madonna, non mi aspettavo un crollo così. Che d'altronde devo andare un po' veloce ragazzi perché se no il video diventa troppo lungo. Però adesso so cazzi perché vedere un 68 contro 80, un 20% di usura in più è tanto. Troppo forse. E qua stanno arrivando tutti. Qua stanno arrivando tutti. La pioggia è leggera, è chiaro che adesso siamo ancora pioggia leggera per 10 giri praticamente, 9. Dopo ritorno, sì, anche di più, 15 giri di pioggia leggera, dopo comincia a nuvola. Non ce la faccio con le gomme, ho paura, Ok. Difficoltà per la McLaren ma il carburante, posso recuperare il carburante, grazie. Mi supera per tutto chiaro ovviamente. Questi qua mi superano tutti purtroppo. Devo tenere le gomme adesso. Per fortuna un bel vantaggio su Russell, ecco. Quello sì. Ricciardo 10º in recupero. Sempre pioggia c'è. Adesso è nuvoloso. Sta crollando ovviamente
Il bagnato neanche troppo, dai. Sta arrivando anche Russell. Io qua sto cazzo di carburante, Vosp, si può recuperare, grazie. Mamma Qualcuno ha mia. allargato la traiettoria. Mi tocca veramente... la gara è compromessa adesso. La gara purtroppo è compromessa. Anche Russell sta arrivando. In realtà i punticini ne arrivano, però sono troppo forti i primi ancora per noi. Equilibrato. Siamo nel corso del 53esimo giro. Tra poco arriverà pioggia fortissima. Russell a 2 secondi e 5. Poi ecco, con Gasly siamo tranquilli, però se ne sono andati i primi ovviamente. Ci voleva una safety car del cazzo che non esce mai, zio Ken. Non arrivano mai. Carità, il nostro obiettivo ha smesso di piovere. Ha smesso di piovere. Understood. Ma chiaramente dopo ritornare la pioggia, quindi non possiamo assolutamente andare a mettere le gomme d'asciutto. Durerà 5 giri sta situazione circa, eh? Ma neanche 52 giri, to. Cioè la pioggia comincerà a calare ovviamente. E la pista si sta asciugando ma non durerà molto, 3 minuti mi dà ancora. Boh. Attenzione, andiamo sotto l'1. Incidente in pista. Per chi? L'asfalto si... Incidente! Latifi. Diamo un'occhiata al replay. Qui possiamo vedere la Williams. Latifi è andato dritto. Per Boom. fortuna nessun altro è rimasto. Però le sembra leggero. Sta arrivando anche Russell, zio Ken. Intanto non è più tanto bagnato. Qualcuno va ai box. Latifi va ai box. Grande Latifi. Ha messo 4 minuti così. We're now at P7. P7 at the moment. La vediamo un attimo. Sotano. Ma non è finita. Quindi Mercedes conquista una posizione. allora. Andiamo di intermedie. Okay, Daniel, we're box this lap. Box this lap. Dovrebbe essere finita la pioggia teoricamente. Flat. Okay, maximum pace now. Maximum pace. Vai, vediamo. Yep, understood. Anche con Norris. Vai. Tutti vanno ai box adesso. Devo andare anche con Norris. Potevo andare un giro prima. Yep, confirm. Safety che è 15 giri devo fare però. Rischiamo tanto. Chi se ne fotte. Tutti vanno ai box ovviamente a mettere le dure. A mettere le... As well. Vediamo che gomme mettono, sono curioso. Mamma che casino. Tutti vanno con le soft ovviamente. Science has pitted. Tutti vanno con le soft. La pioggia teoricamente se ne va. Per non tornare più. Come si dice? Si vede che il meteo comunque non perfetto. Meteo non perfetto. Che Davide, io pensavo di avere ancora pioggia per un po'. Mi è finita prima. Ok, Norris è uscito bene. Okay, turn your pit lane. Copy, Daniel. Remember the pit lane speed limiter. Adesso Norris c'ha le soft, vediamo.
Dove fare? Beh, 12 giri dovremo farli in teoria, eh. Norris è rimasto con le intermedie, questo è positivo, perderà molto. E che due coglioni. Ocon has also pitted. Ok, anche Ricciardo, perfetto Rich, bravo Rich. Bravo Rich. Lift. Cool. And then they're like recharge. Ok, Norris è settimo, Ricciardo decimo. A Ricciardo gli ho messo le medie, forse ho fatto la cappella, eh. Però almeno lui potrà sicuramente tirare a cannone fino alla fine. Un po' più prudente con Ricciardo, vabbè, tanto. Norris non penso riesca a superare questi. Forse... non lo so, vediamo. Stiamo a vedere. Solamente hanno perso tanto loro, con un giro in più, sesto, perfetto. Beh, solo Russell riusciamo a sorpassare. Devo stare un po' così col carburante perché sennò rischiamo grosso. Vai, per carità, anche sesto posto mi va benissimo. And save fuel from now, please. Save fuel from now. Yeah, confirm. Just recharge off, please. Just recharge. Solo la mia stagione, pochissimi ritiri colpi di scena. Oh, che nera. Questo posto che può anche bastarmi, contando che davanti ho i mostri. Dai. Andiamo a tirare sto cazzo di carburante. Recuperiamolo un po', mancano 8 laps. So, Altro incidente, altro incidente. Confirm. Sarà utopia la bandiera della safety car. Yellow flags. Okay. Verstappen però, Max, questo è un bel colpo per noi. Ottimo. Ottimo errore di Max. Un impatto. Potente però questo. Niente, non c'è nel ritiro, nella safety car. Era il primo anche, il primo della classe era Max, eh? C'è anche un bloccaggio. Ricciardo sempre decimo, noi sesti. Bloccaggio. Magnussen. Sta succedendo il finimondo. Era forse un bloccaggio? Gasly. Max ovviamente ai box. Max ai box. Dovremmo riuscire a prendere la posizione su Max, speriamo. Ok, preso la posizione su Max, godo. Carburante equilibrato, dovremmo farcela adesso, stare così. Chi è che è andato largo? Vettel. Seb. Seb ha fatto qualche errore questa gara, ma proprio qualche. Ricciardo sempre decimo. Il fastest doppietta Ferrari, ragazzi. Verstappen sbaglia da primo in classifica. Errore pesantissimo per Seb. E per Max. Ricciardo nono, bravo Ricci. Sorpasso spettacolare della McLaren. Ricciardo ottavo, bravo Ricci. Vedi che le medie pompano, vedi che le medie pompano. Troppo lontano per Max, purtroppo. Siamo su standard. focus on fuel. Carburante ridotto per entrambi. Accumulo. Stiamo attenti. Devo andare mamma mia, adesso si soffre, ragazzi. Oddio, non ce la facciamo con Norris, forse. Ti prego, Norris. Norris, ti prego, zio Ken. No, non puoi ritirarti, Norris, no. Like recharge button off, please. Recharge button off.
Mamma mia, rischio anche di perdere la posizione forse. Ricciardo ottavo, Norris quinto. Lap. E abbiamo ancora un giro completo da fare. Dai, il carburante, ma possibile che avevo sempre problemi con il carburante, abbiamo avuto questa gara. E non riusciamo mica, eh. Siamo giusti. Mamma mia, che sofferenza. Ricciardo ce la fa, noi non lo so. Ricciardo ce la fa, noi non lo so. Ricciardo ce la fa, noi non lo so. Dammi il 0-1, dammi il 0-1. Sta arrivando ovviamente Russell. Russell sta arrivando, mi supererà Russell, eh. Ma non mi interessa, basta arrivare, cazzo. E Sainz taglia il traguardo. Vince Sainz Junior. Ok, dovremo farcela. Ti prego, tieni duro. Sì. Bene. Bravo Norris, ottima quinta piazza. That is the checkered flag. Ricciardo è in lotta con Gasly. Aia, ce la fa. Still a good result. Ce l'ha fatta all'ultimo, zio, ok. Great job, mate. Great job. Ce l'ha fatta alla fine. Attenzione, Ricciardo ci riprova. Sì, ottavo. Mamma mia, bravo Rich. Quinti e ottavi, perfetto. Ricciardo aveva anche la penalità, partiva al 16°. It's a good afternoon. Grande impresa questa, eh. Quinti e ottavi, molto bene. Nei costruttori siamo sempre quarti, ormai stiamo consolidando la quarta piazza e godo. Benissimo. E Van Dorn, one cazzo. Soldini arrivano. Tutto regolare. Posizione serata quinti, siamo quarti, obiettivo vabbè, a lungo termine, ok? Va bene. Prestazione bene, difesa consiglio elevata, buono squadra 1,5 milioni. Perfetto. E la prossima è a Spa. Un po' di mail. Ok, abbiamo 3 punti sviluppo, e che cazzo, li sfruttiamo allora. 2. Fluidità. E ok. Perfetto, stiamo salendo. Norris sale, quanto godo. Che libidine. Ok. Perfetto. Ok. Superiore le aspettative, sono tutti contenti. Il calendario, dovremo avere anche i nuovi arrivi. Perfetto. Allora, ok, questo ci migliora di tanto, eh. Ora telaio. Ok. Pance laterali. No, aspetta un attimo. Perfetto, anche qua siamo a posto. Adesso la macchina sta migliorando bene, qua è migliorata tantissimo con questo, mamma mia, godo. Le sospensioni, bene. Qua il problema era il motore, adesso il motore nuovo Ricciardo. Io penso che mi becco la penalità, sinceramente, da bisogno di motore nuovo. E chi se ne frega. Una penalità serve. Ok, Ers. C'è che partire però Spa ultimi, madonna.
Mi accumulo penalità su penalità, però d'altronde siamo messi male, devo fare una parte finale di stagione positiva, sinceramente. Dai, rischiamola. Sacrifichiamo una gara. Sacrifichiamo una gara, però dopo facciamo una finale di stagione ottimo, però. Scatola del cambio, anche qua, sì, ormai a sto punto facciamo tutto. Vai. E vai, perfetto. Quindi stiamo sacrificando un po' spa, ragazzi, per avere la macchina però perfetta per diciamo, l'ultima parte della stagione. E adesso andiamo auto. Nuovo progetto. Qui dove sono messo male. Alettone posteriore. Ok. Qua voglio fare un bel sviluppo. Ok. Ok, così. Va bene. Potremmo fare così. Ingegneri. 49 giorni, intensivo. Vai. Perfetto. Molto bene. Vabbè, sappiamo che di qua andrà a progetto completato. Pance laterali. Produzione. Affrettato. Ok. Ottimo. Dai che la macchina sta migliorando molto. Aggiornamento fabbrica, perfetto. Ok, adesso andiamo a vedere un attimo qua come siamo messi. Abbiamo 25 milioni fabbrica e questo è pesante, eh? Sarebbe l'ultimo, velocità di sviluppo però... So, io questo lo proverei sinceramente, è chiaro che perdo tanto, però dopo è un investimento che può andare bene, Galleria del Vento. Qua abbiamo più fondi per un cazzo, perfetto. Spesa settimanale 3-5. Simulatore gara, questi dobbiamo farli il prossimo anno. Questo lo possiamo aggiornare. Centro meteorologico. No. Eliporto lo massimiamo. Ok, ma è qua, è massimata. Tutto maxato, perfetto. Molto bene. Abbiamo 6 milioni ma voglio investire sulla fabbrica, ragazzi. Ok, eliporto completato. Avevo Zane Meloni. Semplicemente non mi interessa lo scouting, so già chi prendere per la prossima stagione. Ok ragazzi, siamo a Spa, è chiaro che sarà durissima a livello di gara perché partiremo ultimi praticamente. E... Ferma, conferma. Vai. Allora, mail.
Ok raga, sotto il comandante veneziano, prossima gara durissima, sarà a Spa. E niente, dobbiamo cercare di fare di fare il massimo in gara, non sarà facile, partiremo tutti e due ultimi, però ci siamo, come si dice, assicurati un finale di stagione comunque buono, perché insomma abbiamo Spa, poi Olanda, Italia, qua, per queste gare qua non dovremo aver bisogno di penalità, abbiamo comunque la macchina a posto. Raga, un saluto dal comandone veneziano, ciao!